Rieccoci. Allora, abbiamo un interessante anche grafico da analizzare perché parla di morti sul lavoro per provincia nella regione del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Chiedo un po' alla regia questo grafico sulle morti estrapolato per provincia nei tre territori regionali venga rimesso in onda, che così lo possiamo anche leggere bene insieme, perché che cosa ne emerge, che cosa ci fa capire? Vediamolo un po'. Allora qui possiamo vedere i numeri assoluti, quindi il totale degli infortuni mortali nelle varie province del Triveneto e in questo caso abbiamo al primo posto Verona con 14 infortuni mortali, poi Treviso e Vicenza con 10, Venezia 11, Padova di nuovo 10, Trento e Bolzano vanno a 9, Pordenone 6, Rovigo 7, Udine 4, Belluno, Trieste 2, Gorizia 1. Chiaro che qui subentra naturalmente aspetti come sempre da tenere a mente è anche da tenere a mente la quantità dei lavoratori che operano nelle varie province, evidentemente sono province. Perché quei numeri sono le morti. Questo è il numero totale. Vedete insomma che comunque mediamente siamo sulle province più popolose intorno ai 10 infortuni mortali, no? Numero che sembrerebbe anche neanche tanto grande, ma in realtà anche la provincia ha una dimensione nettamente ridotta rispetto Ricordiamolo che peraltro nazionale. questi sono i dati da gennaio a novembre del 2015, quindi con in mezzo appunto anche le festività eccetera. Però ad esempio Verona magari c'è più occupazione, faccio l'esempio, rispetto a chi so io, Trieste o Gorizia. Certo, questo sicuramente è un dato rilevante, ovvio, come dicevo prima, che dove ci sono più lavoratori inevitabilmente ci sono un numero maggiore di infortuni. E poi anche va detto che questi sono numeri relativamente piccoli, quindi si fa presto avere l'oscillazione di 2-3 infortuni anno per anno, ma posso dire che questi sono i dati che mediamente insomma, si riscontrano. Teniamo conto comunque che è inutile che si cerchi anche qui il dato positivo, anche un solo infortunio mortale, come dicevamo prima, ha poi un impatto, si pensi alla famiglia, si pensi no, che è tremendo, quindi mai mi sentirei di dire no, uno è poco, è tanto. Questi dati vanno solo letti e così appresi per tenere sicuramente desta l'attenzione nei confronti di questo aspetto. Abbiamo altri dati da snocciolare, da vedere? Non so se è nei grafici disponibili anche dalla regia, ma abbiamo il dato della nazionalità, che è un'altra cosa che... vediamo il dato della nazionalità. Così, volevo anche con voi vedere, perché allora, stavo guardando la percentuale di stranieri in Italia e se non erro siamo intorno all'8% come popolazione, no? Mentre negli infortuni siamo al 15%, cioè il 15% degli infortuni a livello nazionale accadono a stranieri. Questo significa che gli stranieri si fanno più male degli italiani. Il perché, anche qui, le motivazioni possono essere, secondo me, fondamentalmente due. Uno, sono spesso impiegati nei settori a maggior rischio e quindi è inevitabile. Certo, sì. L'altro probabilmente è anche una cultura della sicurezza diversa rispetto al lavoratore italiano. E certamente in alcuni casi sono lavoratori che per un loro background culturale, magari di provenienza dai paesi del Nord Africa, hanno sicuramente un'attenzione e anche una pretesa di sicurezza totalmente diversa rispetto a un lavoratore europeo. Assolutamente. Quali sono le nazionalità? Ne avete? Qui poi non abbiamo il dato forse per nazionalità, ma mi ricordo che più o meno rispecchia quello che è l'andamento della popolazione che vive in Italia, quindi Romania al primo posto, Albania al secondo, e sono le percentuali maggiori, diciamo. Non ce le più... Sì, questi fanno la maggior parte degli infortuni mortali, anche perché poi in effetti sono tipicamente quelli impiegati nell'edilizia. I lavoratori nell'edilizia tipicamente sono rumeni o albanesi. Perché ritorniamo al discorso dell'edilizia, quindi nonostante tanti, tra virgolette, licenziamenti, perché poi si era detto che il settore dell'edilizia poi si era ridotto un po', tra virgolette, all'osso, no, per gli operatori del settore, quindi erano rimasti anche italiani a lavorare, però risulta il dato ugualmente che rumeni e albanesi sono i più
No, perché magari sono i più reticenti anche ad accogliere determinati provvedimenti. Si dovrà aggiungere una nuova voce per quanto riguarda le morti sul lavoro, morti di vecchiaia. La pensione l'hanno portata vicina alla morte per vecchiaia, che era un po' quello la battuta che avevamo detto noi prima, ma è tragicamente vero, no? Più che altro perché effettivamente l'età, avete visto voi stessi, ha un peso molto molto rilevante nell'incidenza delle morti. Ci sono dei lavori che secondo me oltre una certa età non si dovrebbe fare e la legislazione stessa non mette un limite in termini di età lavorativa, però dice che il datore di lavoro deve valutare i rischi anche considerando l'età del lavoratore. Sì, ma vabbè, è assurda questa cosa qui. No, assurda, è comprensibile, però a un certo punto ci troverai ad avere una percentuale di lavoratori di 65 anni e cosa fai? Li lasci a casa e questi non si prendono neanche la pensione? No, certo, è evidente che è un grosso problema, anche perché poi l'Italia tende a essere un paese vecchio, no? Certo. Quantomeno per quanto riguarda la popolazione italiana. E quindi diventa rilevante anche questo. Siamo arrivati al termine, io guardi l'ingegnere la ringrazio, veramente purtroppo i dati non erano, speravamo fossero buoni, ci auspicavamo invece non sono esaltanti, vedremo i prossimi aggiornamenti periodici perché voi adesso tenete di mano la situazione ogni trimestre se non sbaglio, vero? In realtà ogni mese e adesso manca dicembre, quindi faremo l'aggiornamento anche con il confronto degli anni precedenti. Perfetto, la ringrazio, buon lavoro, grazie a voi telespettatori di averci seguito e come sempre ci rivediamo domani.